Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio incredibile realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Anche oggi, in questa domenica meravigliosa, abbiamo dei nuovi ospiti, qui conosceremo la loro storia, il loro percorso e la passione che li guida ogni giorno e ci racconteranno come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Approfitto anche di salutare i brasiliani che ci stanno guardando diretamente in streaming ogni domenica. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nessa noite maravilhosa. Un beijo para todos vocês. Partiamo con la presentazione degli ospiti. Abbiamo qui con noi, però in veste di ospite questa volta, Silvio Granda, ballerino e coreografo argentino-italiano con una lunga esperienza internazionale con guida all'Associazione di Tango Cochabamba 444. Buonasera anche a lei, Silvio. Buonasera. Poi abbiamo con noi Massimiliano Chimari, imprenditore nel settore e titolare di Jesolo Serramenti, pensato un settore fondamentale per le nostre abitazioni, quindi si occupa Massimiliano in questo caso. Buonasera anche a lei, Massimiliano. Buonasera. Con noi Luca Pellizzona, titolare di Alca SRL, azienda con sede a Salzano, specializzati nella produzione di scatole e soluzioni in cartone per diversi settori. Buonasera. Buonasera. E con noi poi la campionessa della Tiramisù World Cup 2025, Barbara Tosato. Un piacere averla qui con noi. Buonasera a tutti. Ovviamente dovete prendervi carta e penna perché nella seconda tranche ci preparerà il suo tiramisù che ha vinto appunto la World Cup 2025, ci preparerà lei al momento, quindi c'è da prendersi carta e penna per scriversi tutto. Bene, pronta per cominciare? Faccio la prima domanda, partiamo proprio spediti a Silvio. Quando è nato il suo amore per il tango? Perché per chi non lo conosce, Silvio ha ballato qui per noi per il mio salotto qualche mese fa ed è stata una cosa bellissima, spettacolare, perché la cosa che ci ha messo è stato amore, come anche per i suoi ballerini, e giovani anche, sono stati veramente bravi, bellissimi. Come è nato il suo amore per il tango? Ce lo racconta? Allora andiamo all'anno 1995, Sì. metà dell'anno 1995 e questo è molto particolare anche per qualcosa che mi succede in questo momento della mia vita, no? 30 anni dopo. Ero un adolescente, facendo la scuola media. Diciamo che mi piaceva, studiavo, ero molto contento, ma c'era qualcosa che mi mancava ancora di scoprire di me stesso, giocando al pallavolo, anche come sport, il tempo libero, e vedo passare da lontano dietro una tenda un uomo vestito, ricordo un pantalone nero, una scarpa nera, facendo dei movimenti che io ho detto... Questo sembrava Michael Jackson, no? Sì. Adesso credo che posso capire che esercizio stava facendo. E mi ricordo che sono rimasto lì sorpreso, è stato un flash, un momento, un'immagine, mentre gli altri giocavano al pallavolo, io sono rimasto fermo lì, uno mi dice, hai visto lì Michael Jackson che è passato dietro la tenda? E quel momento lì è stato proprio il momento... Amore a prima vista. Il momento in cui ho visto il tango persona a persona, la situazione mi è piaciuta tantissimo, che sono andato dal direttore di questo il Club Oeste del quartiere di Caballito. Penso avevo 15 anni io. E sono andato dal direttore del club, domandare... Capivo che era tango argentino, ma come facevo a partecipare, anche perché vedevo che la gente un pochino più grande da me. E mi ha detto, ma avvicinati, c'è un maestro che si chiama Francisco, molto gentile, vai a conoscerlo. Sì, però io non avevo un peso argentino, non avevo un euro, diciamo, no. Ero molto giovane, già i miei genitori che mi pagavano lo studio, mi pagavano per studiare inglese, anche per fare pratica di pallavolo, chiedergli anche di pagarmi la scuola di tango sarebbe stato un po' tanto in quel momento. Dice, ma guarda che ai ragazzi giovani non le fa pagare perché lui ci tiene tantissimo a che i giovani vadino il tango. Effettivamente è stato così. Questo maestro Francisco, ormai mancato, era un signore già di una certa età, mancato 3-4 anni fa, mi ha detto assolutamente tu puoi venire e puoi imparare a ballare, poi un domani quando tu sia in condizioni di pagare le tue lezioni piano, sarò molto contento di insegnarti comunque adesso.
e quel momento magico lì è stato il mio inizio. La prima lezione l'ho fatta, è stata un po' frustrante perché normale come prima volta. E la seconda lezione mi sono innamorato di un'altra allieva della scuola. Ecco. Una storia abbastanza frequente. Per amore però. E mi ha dato la benzina per partire, al di là che a me le prime lezioni, io lo dico in un modo scherzoso, però è un mondo nuovo, abbracciarsi, imparare il passo, incontrarsi con una persona davanti, imparare a muoversi insieme, coordinare, ascoltare la musica, sembra un mondo, però quando uno lo sceglie, quando uno è contento, ha un motivo di farlo. E da lì non mi sono fermato. E perché dico che è tanto importante in questo momento? Perché oggi ho 45 anni e vedo dei giovani che si sentono attirati da ballare, avvicinarsi a una musica probabilmente in Italia anche un po' strana per loro, per l'età, e in particolare un momento della mia vita che mi ricordo di quei momenti lì e ci tengo tanto a che i giovani possano imparare a ballare e avvicinarsi al ballo. Sì, perché l'ho scoperto proprio poi che hai conosciuto anche l'allieva, è stato bello perché dopo sei innamorato, no? Mi sono innamorato tantissimo, purtroppo non è successo più che quello che innamorarmi, ma è stata una benzina per me meravigliosa. Hai dato uno scatto. Che bello, bellissimo. Proprio mi piace. E poi anche il tango argentino è solo una danza o è anche una forma, diciamo, di comunicazione tra le persone, secondo te, parlando appunto di entrambi, sì. Qualcuno dice che è uno stile di vita, si potrebbe dire anche questo, nel senso che una volta che uno impara a ballare, frequenta le milongas, che sono come le discoteche, diciamo, il posto dove si va a ballare il tango in modo sociale, poi c'è tutta una parte artistica, il piacere della musica, una parte creativa, il gusto per lo spettacolo. Ci sono diverse aree, l'area del ballo sociale, e si creano amici dentro dell'ambiente, quelli che ballano, e quindi diventa un pochino uno stile di vita, anche se è un modo poetico di dirlo. Effettivamente è una danza e oggi si è sviluppato tantissimo la parte creativa e la parte dello spettacolo, quindi è una danza complessa, ma un modo di conoscersi, un modo, tu hai detto una parola molto bella che è di connessione. Connessione. Se non era quella era molto molto era connessione. Comunicazione, una comunicazione un po', però connessione più bella. Una comunicazione corporea, perché si balla insieme, ci si conosce fisicamente, ma anche una connessione nel condividere un piacere, il piacere per la musica, il piacere per il muoversi insieme, è un linguaggio in se stesso, un linguaggio del corpo. Poi mi dirà comunque rispetto al tango cosa cambia in altre danze, poi comunque la seconda tranche. Parliamo adesso con un settore veramente fondamentale per le nostre abitazioni, che è quello degli infissi e dei serramenti, che è qui con noi Massimiliano Chimari, imprenditore appunto nel settore, come ho detto prima, dei serramenti a Jesolo, quindi anche lui compaesano come me. Allora, signor Massimiliano, Jesolo Serramenti so che nasce nel 2021, no? Sì. Ok, come è nata l'idea intanto di creare questa azienda? Guarda, dopo le superiori, che noi andiamo via indietro di 20 anni, dopo le superiori avevo chiesto di partire volontario nell'esercito. E appena tornato volontario, perché ho conosciuto una ragazza che poi è diventata mia moglie, quindi ho detto no, non vado più via nell'esercito, non voglio star lontano. Dovevo trovare lavoro come tanti ragazzi, non lo trovavo nei settori per i quali stavo cercando e nel frattempo sono stato assunto da un'azienda vicino a casa. Passa il tempo, mi piace questo lavoro, passa il tempo, nel frattempo sono stato chiamato anche da qualche azienda che era più interessante, però ho detto io qui sto bene, sai che c'è, vado avanti a fare questo lavoro. Passano gli anni, nel frattempo mi trasferisco, vado a stare a Jesolo, perché io sono nativo di Mira, Riviera del Brenta.
e mi trasferisco a Jesolo e comincio a crescere, divento sempre più bravo, divento un caposquadra e via dicendo, e mi rendo conto che nel nostro settore, il settore dell'edilizia, è un settore, partiamo dal presupposto, sembra molto moderno, in realtà è molto anziano. Okay? Le aziende costruttrici spesso e volentieri sono gestite da diciamo, persone un po' avanti con l'età, però il mondo dell'edilizia con il green, l'ecologia, l'ecosostenibile che sta venendo avanti è completamente cambiato negli ultimi 10 anni. E da lì ho detto perché non facciamo qualcosa di nostro, perché eravamo 2 soci inizialmente, poi adesso sono io da solo il titolare, ci siamo staccati con il socio ed è partita questa azienda e da allora sono passati ormai 4-5 anni e le cose sono partite subito con un'idea molto chiara, quella di cercare di dare il massimo. Ma perché? Perché l'azienda che mi ha insegnato a lavorare 20 anni fa, c'era un datore di lavoro, una persona come tutti, anche lui ha avuto una persona che lo ha un po', diciamo, spronato, diciamo così. Sì, è un imprinting iniziale che te lo porti per il resto dei tuoi giorni. E io ho avuto questa persona che si chiama Andrea, che ringrazierò tutta la vita, tuttora ci sono amico, che mi ha fatto vedere un modo diverso di lavorare, ossia mi diceva sempre: Max, ricordati, queste persone nelle quali noi andiamo per le case, stiamo lavorando, hanno affidato a noi i loro risparmi, non sempre sono persone che hanno soldi da buttare, molto probabilmente sono 10 anni che non vanno in ferie per riuscire a cambiare i serramenti di casa, e noi dobbiamo massimizzare questa loro fiducia che hanno dato e questo investimento. E io sono cresciuto con questa mentalità. Purtroppo il mondo dell'edilizia invece spesso e volentieri funziona all'incontrario, è molto speculativo. E da lì ho deciso di fare una cosa diversa. Ecco perché anche nel nostro sito, quando uno va a vedere, trova una frase molto chiara: siamo un'azienda diversa dalle altre, con prodotti diversi dalle altre, che affrontiamo il cliente con un'etica diversa dagli altri, perché siamo proprio questo di base. Da allora le cose sono cresciute, poi io nel frattempo ho aperto anche un'altra azienda, quindi un'altra partita IVA dove faccio brevetti sempre nel settore dei serramenti, quindi siamo anche avanti a livello tecnologico con delle scelte diverse proprio dagli altri. Cerchiamo di dare il massimo e le persone, il cliente, le persone che sono al di fuori di questo settore, quando scelgono un serramento, scelgono qualcosa per la loro casa, guardano l'involucro, quindi quel serramento lì invece che l'altro, quel prodotto invece che l'altro, perché magari gli sembra più bello, perché magari il brand attira molto. Siamo in un periodo dove i brand la fanno da padrone. Nella realtà dei fatti invece purtroppo devono essere, e per fortuna, devono essere seguiti da qualcuno che gli fa vedere la realtà delle cose. E quali sono oggi i servizi che proponete ai vostri clienti? Beh, allora, il servizio a livello di prodotti che vediamo, rivendiamo quindi serramenti, zanzariere, scuri, tutto quello che è il mondo dei serramenti, e diamo il servizio anche di posa per altre aziende. Abbiamo questo doppio campo che cammina, perché cerchiamo di portare la qualità della posa. Ricordiamo che la posa riesce ad inficiare il 75% delle prestazioni del serramento, quindi possiamo spendere molto comprando un serramento, diciamo la Ferrari del serramento, ma se posato senza determinati ragionamenti, senza determinati sistemi, stiamo completamente buttando i soldi dalla finestra, come dico io. Assolutamente, è bello perché parla soprattutto di risparmio. Di efficientamento e risparmio, sì. Perché anche se avendo la sua azienda, Jesolo e tutto quanto, cerca sempre di aiutare le persone dall'altra parte, di venirle soprattutto incontro. Già mi piace questa cosa. Magari dopo prendo anche il bigliettino da visita, perché adesso intanto ci stavo pensando che tra un pochino mi servirà. Ok, passiamo adesso a Luca Pellizzon, titolare di Arca Serella, azienda con sede a Salzano, specializzata appunto nelle produzioni di scatole e soluzioni in cartone per diversi settori. Allora, intanto, signor Luca, buonasera nuovamente. Come nasce intanto la sua azienda, Arca Serella, e qual è stata l'idea soprattutto che ha dato origine a questa realtà? Allora, la mia realtà è una realtà che nasce quest'anno, 63 anni fa, da mio nonno, ok? Quindi io rappresento la terza generazione, perché ho scelto di fare questo mestiere? Perché sostanzialmente mi piace molto. Mi piace molto perché credo fortemente nella valorizzazione del prodotto che ognuno di noi può vendere sostanzialmente, ok?
quindi entro subito nel merito, noi progettiamo e realizziamo scatole personalizzate, prodotti cartotecnici. Scatole è il nostro prodotto principale sostanzialmente, ma dopo ci sono tutte le strutture come espositori da banco, da terra, cartelli vetrina, shoppers, che aiutano le aziende a pubblicizzare, a comunicare la propria immagine, il valore del proprio prodotto. Io dico sempre che se non c'è Luca Pellizzone dell'Alca a vendere il proprio prodotto, dobbiamo immaginare che ci sia qualcuno che lo faccia per noi. Quel qualcuno prossimo potrebbe essere una scatola, potrebbe essere un espositore, potrebbe essere un qualcuno che dica sono qui e che mi faccia scegliere. Io porto sempre ai miei clienti l'idea di essere un supermercato e questa fila enorme di X prodotti, a volte qual è quell'impulso d'acquisto? È fatto dall'immagine, dalla grafica che troviamo di una scatola, no? Io personalmente quando vedo il pacco dei biscotti malconcio, prendo quello dietro che è bello stirato, ok? Quindi tutte queste cose secondo me fanno parte di un'immagine, di un valore percepito al cliente che dobbiamo considerare. Quindi cerchiamo sempre di, dare possibilità ai clienti di far capire innanzitutto questa cosa, che non è un mero costo, ma è un investimento anche in comunicazione. Quindi uno degli aspetti che noi andiamo ad affrontare subito con il cliente è una consulenza specifica. Assolutamente, importantissimo. Assolutamente, perché io porto sempre poi anche l'esempio del fatto che magari vado a produrre delle scatole per una pasta, ok, ad esempio, e magari non mi viene detto che questa confezione deve essere inserita in un macchinario di confezionamento automatico. Questo è un dettaglio molto particolare, molto importante, perché ad esempio se non lo sappiamo potrebbe rallentare il suo confezionamento. Noi abbiamo la possibilità con i nostri mezzi di ammorbidire le pieghe, okay? E quindi far a lui risparmiare tempo, ovvero andare più fluido nella produzione e avanti così. Quindi uno degli aspetti principali che noi offriamo rispetto magari a quello che potrebbe essere un'offerta online è appunto una consulenza dedicata. E quali sono oggi i settori che si affidano maggiormente alle sue soluzioni? Principalmente cosmetica, profumeria e alimentare gourmet, io lo chiamo, cioè quell'alimentare non tanto da grande distribuzione, ma alimentare da eccellenza gastronomica. Ok, quindi proprio tipo un esempio di scatola che potrebbe fare, tipo quella della Barilla, ad esempio? No, là siamo già più su una produzione molto industriale. Potrei portare, ad esempio, potrebbe essere quella della pasta per le tagliatelle, piuttosto quella di un profumo che tutti noi quotidianamente usiamo, piuttosto che di una crema che viene venduta in farmacia, ok? Ok, sì, ci siamo. Però interessante, grazie. Poi comunque continueremo con altre domande. Passiamo a Barbara Tosato, che tra un pochino dobbiamo andare in pubblicità, campionessa della Tiramisù World Cup 2025. Buonasera signora Barbara. Buonasera. Siamo arrivati da lei. Buonasera. Allora, diciamo che il tiramisù racconta una storia, no? Qual è la sua? Un po' così, qual è la sua storia? Allora, la storia del mio tiramisù, diciamo che è nato all'interno della mia famiglia, come penso in tutte le famiglie italiane. Il tiramisù, il 99% delle famiglie italiane fanno il tiramisù. Poi con l'andare del tempo da piccola ho imparato anch'io, solo che all'epoca il tiramisù si faceva 5 rossi d'uovo, questo lo faceva mia mamma, 5 rossi d'uovo, 3 bianchi, 4 cucchiai di zucchero, cioè si andava a cucchiai, non si andava a peso. Poi con l'andare del tempo un po' mi sono perfezionata e quando ho saputo della Tiramisù World Cup, del campionato mondiale di tiramisù, mi sono iscritta. La prima volta è stato un po' buttata là, nel senso che non immaginavo neanche cosa fosse, non avevo mai partecipato. Ho partecipato, sono andata in semifinale e ho detto caspita, potrei riprovarci. Sono molto competitiva io, moltissimo, sì, molto. Questo è già un pregio. E come ho finito quella dell'anno prima, il lunedì successivo, la competizione finiva la domenica, il lunedì mi sono iscritta per l'anno successivo, per il 2025. Mi sono iscritta e per un anno intero mi sono allenata tutti i giorni. Se dico tutti i giorni era un tiramisù al giorno di media, in piccolo un tiramisù gourmet, un 10x10.
In questa fase qua mi sono informata tantissimo, i social mi sono serviti proprio molto, i social per me sono stati fondamentali. E mio marito è stato fondamentale anche lui, perché abbiamo dovuto trovare l'equilibrio della crema, perché una volta trovato l'equilibrio della crema ti puoi specializzare in altre cose, cioè in altre, nella decorazione, nell'impiattamento. E così insomma tutti i giorni. E cosa volevo dire? Ogni giorno facevo la foto del tiramisù che facevo, quindi foto del piatto del tiramisù, e avevo tutta una galleria. Qualche giorno prima della gara, convinta di portare un tiramisù, mi sono riguardata tutte le foto e ho detto no, mi sa che non porterò quello, e ho cambiato 2 giorni prima della gara. Bellissimo, anche io sono ed è stato fatale, perché ho portato a parte vabbè la crema ormai, secondo me ormai, poi facevo le prove a lavoro, io non sono né una pasticcera né lavoro nell'ambiente alimentare, lavoro in ospedale, sono un tecnico di radiologia in radioterapia all'ospedale dell'Angelo. Che bello. Quindi è tutt'altra attività questa, quindi portavo i tiramisù in ospedale, critiche, facevo subito criticate pure, critica, perché io sono cresciuta con le critiche, a me piace, non ho bisogno di sentirmi dire sei brava, è buono, mi piacevano di più le critiche. Critiche, no? Perché facevano E quindi crescere. avevo più persone che hanno assaggiato il mio tiramisù nell'arco di questo anno. Infatti alla fine avevo tutte le scatolette messe, non tutte proprio del mascarpone che usavo, le avevo messe tutte via e mi ero detta se vinco faccio la foto delle scatolette di mascarpone. E erano circa un 230-260. Quindi su 360 giorni l'anno. Dopo che faceva tutti questi tiramisù tutti i giorni, come faceva a capire la differenza? Allora noi abbiamo lavorato, perché parlo anche mio marito, perché mio marito mi è stato fondamentale. Prima sulla crema, siamo partiti da una crema base, da una ricetta base. Poi io lo zucchero a me non piace, cioè non mi piacciono le cose stucchevoli, che al palato si attaccano e sono stucchevoli. Quindi abbiamo scelto di diminuire la quantità di zucchero, poi il rosso in base. Anche quello non è che l'ho toccato tanto, ma l'ho diminuito un po' anche quello. Non uso il bianco d'uovo io. Ed è stato fondamentale anche un pasticcere, il quale io non riuscivo a montare la crema mascarpone che mi rimanesse compatta. Quindi lui prova così, prova in un altro modo, prova in un altro modo ancora, alla fine sono riuscita ad arrivare a una crema che per me era compatta e riuscivo a lavorare e a dargli una certa forma nell'impiattamento. Perché non è facile fare una crema soprattutto compatta. No, e dipende molto anche dal mascarpone, dal grasso contenuto nel mascarpone, dipende molto dalla temperatura che hanno tutti gli ingredienti, perché devono essere categoricamente tutti freddi, perché poi nel momento in cui li butti e li pesi già si abbassa di qualche grado. Anche l'uovo freddo? L'uovo pastorizzato io uso, quindi per sicurezza, perché quando si usa l'uovo pastorizzato non c'è una sicurezza totale al 100%, ma diciamo che il rischio è quasi inesistente. Quindi tra un pochino la vedremo in azione. Non vedo l'ora. Certo. Ora andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche secondo.